Visti? Sì, lo so, ma Dandy era un po' rabbioso, potrebbe diventare cattivo. Sì, e quanto mi costerebbe nel caso peggiore? Ah, forse ne vale la pena. Va bene, d'accordo. Gardenia. Falla entrare, dolcezza, coraggio. Si accomodi, signor Cairo. Prego, si sieda, signor Cairo. Grazie, signore. Allora, cosa posso fare per lei, signor Cairo? Posso permettermi di farle le mie condoglianze per la prematura scomparsa del suo socio? La ringrazio. Esiste, signor Spade, come insinuano i giornali, una certa relazione fra questo sfortunato incidente e la morte seguente del signor Thursby? Oh, le chiedo scusa, non volevo. Non è una semplice curiosità che mi spinge a chiederlo. Vede, signor Spade, io sto cercando di ritrovare un ornamento che, diciamo così, è andato perduto. Uh-huh. Io vorrei che lei mi aiutasse. Questo ornamento è una statua che rappresenta un falcone. Io sono pronto a pagare per conto del legittimo proprietario la somma di $5.000 per il suo ritrovamento. E sono pronto a promettere che, come si dice, che non farò molte domande. $5.000 sono un mucchio di soldi. Sì, Effie? No, puoi andare. Ricordati solo di chiudere la porta quando esci. Arrivederci. $5.000 sono... Le dispiace congiungere le mani dietro la nuca? Ho tanta voglia di perquisire il suo ufficio, signor Spade. L'avverto che se ha intenzione di ostacolarmi in qualche modo, io le sparo. Faccia pure con comodo. Venga, si accomodi al centro della stanza. Voglio essere sicuro che non sia armato.